Carlsen il col nero e inizia ad avviare l'orologio del bianco mentre lui tranquillo inizia a sistemare i pezzi. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi vediamo una partita dove c'è dentro il king, c'è un solo king attualmente sulla scacchiera che è Carlsen. Questa partita non è recentissima ma è molto interessante perché succede questa cosa qui. È una partita giocata a 3 minuti dal vivo e cosa succede? Che il suo avversario con il bianco Maxim Matlakov insomma è già pronto lì alla scacchiera e Carlsen, come spesso succede, arriva in ritardo. Non so se lo fa apposta, non so se è una strategia per innervosire l'avversario, ma fatto sta che anche in questo caso arriva in ritardo. Carlsen il col nero e inizia ad avviare l'orologio del bianco mentre lui tranquillo inizia a sistemare i pezzi, si fa una bevuta, si toglie la giacca e in tutto ciò perde una ventina di secondi che in una partita a 3 minuti è tanta roba. Vediamo come continua. Cavallo F6 per Carlsen, C4 e andiamo probabilmente in una Nimzo indiana. Dopo cavallo C3 arriverebbe alfiere B4, ma cavallo F3 serve ad evitare questo tipo di giocata. D5 si sta entrando in una difesa classica, C6 in una sorta di semislava, alfiere G5 e a questo punto il buon Carlsen dopo E3 decide di entrare con donna 5 in una Cambridge Spring, la variante considerata migliore dopo alfiere G5 per il nero. E qui ci sono parecchi trucchi. Ovviamente il bianco è un gran maestro da 2660 e passapunti, però qui normalmente una persona normale, soprattutto in una partita blitz, giocherebbe alfiere D3. Alfiere D3 è un gravissimo errore, poiché dopo la cattura del pedone vi è un attacco simultaneo su entrambi gli alfieri. Tu sai che ne puoi salvare uno solo, quindi la partita, non so, poteva andare con per esempio alfiere per C4. Ora è vero che la donna non può catturare questo alfiere perché c'è il cavallo, ma dopo comunque c'è cavallo in E4 che è comunque molto molto interessante per il nero. Torniamo a noi. Dunque la mossa migliore da bianco, ricordati questa qui, che la mossa migliore è cavallo in D2. Il cavallo aiuta il re a schiodarsi, aiuta a schiodare il cavallo C3. A questo punto alfiere B4, qui sono tutte linee teoriche, i giocatori stanno giocando di teoria, torre C1 fa tutto parte della teoria, c'era un po' di attacco qui sopra, cavallo in E4, cavallo in D per E4, pedone per, attenzione che adesso l'alfiere è scoperto, ritirata dell'alfiere e dato che questo cavallo è inchiodato, donna in A2. Carlsen va in vantaggio di un pedone, ma ripetiamo che è tutta teoria, quindi anche questo pedone di vantaggio in realtà il computer dice che la posizione è totalmente compensata per il bianco che ha più dinamismo, arroccherà, mentre il nero adesso ha una regina qui così in avanti che sarà anche magari difficile da attivarla. Donna C2 perché comunque adesso si minaccia questa roba qui, quindi donna C2 e adesso insomma il bianco diciamo che ha risolto parte dei suoi problemi, c'è anche la possibilità di attaccare su C2. Qui Carlsen pensa un pochettino, cerca di capire se è meglio arroccare, se si può fare magari una spinta di rottura, se si può riposizionare questo cavallo da qualche parte e alla fine, dopo aver pensato un bel po', decide di giocare donna in A5 con l'idea di poter innanzitutto sostenere questo attacco, ma anche di poter muovere poi la regina facilmente lungo la quinta traversa e portarla rapidamente da un lato all'altro della scacchiera. Il bianco gioca donna per E4 riprendendosi il pedone e da notare la faccia che fa Carlsen dopo questa mossa. È una faccia come per dire che razza di posizioni, in che razza di posizione mi sto trovando e alla fine qui il motore consiglia come mossa migliore donna H5 per portare la donna dall'altro lato e dare una mano anche alla difesa perché ora non sembra ma ci sono un po' di pezzi che ronzano attorno, no, al proprio re. Carlsen propone invece il cambio delle donne. Diciamo che quando sei il campione del mondo sai giocare abbastanza bene i finali e anche un cambio di questo tipo che ti dà una struttura rovinata e questo è un problema di lungo termine perché questo tipo di struttura
Poi bisogna vedere se il nero riuscirà a tenerla, magari il nero cercherà di sbarazzarsi di quel pedone per cercare di stravolgere a sua volta la struttura pedonale del bianco, però comunque al momento è una debolezza, tant'è che dopo alfiere di 3 ed è la mossa che è stata giocata in partita, arriva subito l'attacco su questo punto. Ora G6, che non è stata giocata, è... attenzione perché c'è qui l'alfiere nero che non vede l'ora di potersi muovere sulle case nere e G6 permetterebbe questo. Senza la spinta del pedone G6 questo alfiere, scusate, ha sicuramente meno mobilità. E qui Carlsen, essendo pure una blitz, trova una mossa interessantissima che è cavallo B6, difende con questo alfiere il pedone e allo stesso tempo tiene l'alfiere in D3 del bianco alla difesa di questo pedone poiché il cavallo minaccia. Rocco corto, alfiere in E6, adesso tutti i pezzi leggeri del nero sono sviluppati, finalmente il nero inizia a rientrare in gioco che era un po' in ritardo di sviluppo, questo era il caro prezzo di quel pedone preso in A2, adesso c'è pressione su quel punto e il bianco gioca D5. Sembra tutto funzionare, ma Carlsen dice io ti rimuovo il difensore del pedone e quindi dovrei sicuramente far bene, ma c'è D per E6, alfiere per B2, il bianco potrebbe giocare un'intermedia a scacco ma non la gioca perché in questo caso attiverebbe il re e gli sarebbe anche d'aiuto. Invece torre per B1, a parte che si può giocare anche dopo perché adesso c'è sotto l'alfiere e volendo si può giocare dopo, ma non la giocherà. Alfiere in A3 e a questo punto alfiere per F5. Si rimane la tensione fra questi due punti, G6 e ora dopo averci pensato un pochettino alfiere in H3. Ti faccio notare come il bianco sta manovrando alla perfezione questi alfieri, il bianco ha la coppia di alfieri e il centro è praticamente aperto. Ora qui prima o poi ci sarà un cambio, no? Quindi a parte questo pedone in E3, ma il centro è praticamente aperto e nel centro aperto, nelle posizioni aperte, gli alfieri possono essere veramente devastanti, sicuramente anche più forti di una torre o di una coppia di torri. A questo punto, visto che il bianco ha ritirato il suo alfiere, Carlsen decide di catturare per far sprecare un'altra mossa al bianco, ma ancora una volta ti voglio mostrare con queste frecce quanto siano forti questi alfieri che inibiscono il re nero che non può muoversi, non può arroccare, le torri non possono andare verso il centro, insomma sono veramente veramente forti. E a questo punto un giocatore forte come Carlsen dice va bene, questa coppia di alfieri è troppo forte, alfiere 7 necessaria per cercare di cambiare almeno una coppia di alfieri nostra. Alfiere G3 per evitare il cambio, giustamente cavallo in E4, in A4 questo cavallo cerca di portarsi un pochettino avanti. Alfiere in E5 ancora fortissimi. Il modo migliore per posizionare due alfieri è metterli su caselle affiancate perché sono inattaccabili, perché chiunque si avvicina viene catturato da un alfiere o dall'altro e qui sono praticamente al centro della scacchiera e sono veramente veramente fortissimi. Si minaccia ora questa torre. Carlsen deve togliere questa torre, Carlsen sta un pochettino soffrendo e dopo alfiere G7 questa torre sembra che è praticamente andata. Carlsen trova questa mossa. In realtà ci aveva probabilmente già pensato, o forse è stata fortuna. Cavallo C5 attacca l'alfiere, però nulla vieta al bianco di prendersi la torre e ora alfiere per e ora questo alfiere è pronto per liberarsi alfiere G4. Guardiamo un attimino la posizione. Carlsen è sotto di una qualità ma ha un grande vantaggio. Qual è questo vantaggio? Quella che si chiama la maggioranza sull'ala di donna. Ne abbiamo parlato accuratamente in una lezione all'interno dell'Accademia di Matto Scacco e questi pedoni probabilmente diventeranno una regina. Poi tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma sono molto forti. E dunque A5. Bisogna giocare sul lato della scacchiera dove si ha la maggioranza. Tra l'altro ti ho evidenziato che la casa di promozione di questo pedone è scura e questa casa di promozione può essere facilmente supportata dall'alfiere, quindi sembra che questo piano funzioni. E che cosa dovrebbe fare il bianco? Oltre a cercare magari di ostacolare questa avanzata,
dovrebbe a sua volta giocare dove ha la maggioranza. Lui ha la maggioranza di un 4 contro 2 sull'ala di re, quindi dovrebbe cercare di giocare in questo lato della scacchiera, e infatti arriva F4. Io amo molto le partite blitz, perché nelle partite blitz puoi vedere facilmente e velocemente i piani che hanno in mente gli avversari senza troppe complicazioni. A 4, ovviamente parliamo di questi livelli. F5, entrambi i giocatori spingono nel lato dove hanno i pedoni, ma questa spinta, che sia una cattura o una spinta, non porterà mai a nulla di buono. Questa spinta può essere interessante. Arriva a 3, Carlsen se ne infischia di tutto, torre a 1, obbligata per cercare di evitare che questo pedone possa andare troppo in avanti. Cavallo in E4, l'idea è quella di portare il cavallo C3, dove andrebbe poi a papparsi la torre che si metterebbe ad ostacolare. F per G6, cambio di pedoni, e alfiere E6. A questo punto alfiere G7, si attacca alla torre, come dicevamo non può andare in A2 anche se ci va, e cavallo C3 è interessante. Ora, se questa torre dovesse tornare in A1, mi sembra ovvio che ci sarebbero poi gli attacchi a raggi X, quindi torre C2, rimanendo a bada della seconda traversa e tenendo sempre il contatto con il cavallo, A2, e adesso torre in A1. Ma sappiamo che su quella torre in A1 c'è un attacco a raggi X. E ora, Carlsen, prima di dare il colpo finale, re in E7, attivo il re e ti attacco l'alfiere si sposta, e adesso, signore e signori, cavallo in E2, scacco, attacco di scoperta sulla torre, la partita continua proprio in questo modo, e dopo alfiere per A1, è vero che siamo ritornati in parità di materiale perché ora il nero si è ripreso la qualità, ma il bianco abbandona. Perché? Suggeriscimi una mossa ora per il bianco. Tocca al bianco, che cosa può fare? Muove un pedone, muove la torre qui per minacciare l'alfiere. Semplicemente l'alfiere si toglie dove vogliamo e supporta questo. Non puoi toglierlo. Se metti la torre qui dietro ti viene pappato. Ok, quindi è stata una bellissima partita blitz, ma piena di emozioni e colpettini di scena che l'hanno resa veramente, veramente, veramente interessante. Io spero che il video ti sia piaciuto. Se vuoi, come al solito, sostenerci, metti un bel like lì sotto, un commento, facci sapere cosa ne pensi, e vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Mattoscacco. Un caro saluto e alla prossima!